Come si diceva una volta, se Atene piange, Sparta non ride. Le spaccate e lo spaccio non sono solo amestre. Da diverso tempo Venezia ha perso quello status di isola felice conquistato e mantenuto per un paio di decenni a cavallo dei 2 secoli. In meno di 2 settimane, viceversa, nel triangolo tra San Tomà, San Polo e San Giacomo dell'Orio, tra pubblici esercizi e negozi si sono contate altre 3 spaccate. Marco Borghi è presidente della municipalità di Venezia, Murano e Burano. Anche a Venezia, nella città storica, si stanno verificando episodi di questo genere, spaccate nei confronti di bar, di esercizi, che testimoniano un segnale molto preoccupante dello stato di salute e della sicurezza della nostra città. Le ultime 3 attività derubate, 2 ristoranti ed un negozio di tessuti, si sommano a colpi recentemente messi a segno tra gli altri ad una libreria ed un negozio di moda, colpi che a volte appaiono per modalità di esecuzione opera di professionisti. La svendita al turismo di massa e il conseguente drammatico spopolamento degli ultimi decenni sembrava se non altro essersi portato via da Venezia violenza e criminalità, viceversa ne appare oggi come una concausa. Si consumano episodi di violenza diffusa, alcuni molto gravi come un accoltellamento poco tempo fa a Rialto e che sono un altro elemento appunto di una città che probabilmente necessita non solo di controlli delle forze dell'ordine ma anche di una politica della sicurezza che ha altre radici. Si rilevava qualche tempo fa, c'erano state anche delle risse tra spacciatori, come fosse tornato lo spaccio tra le calli e le fondamenta. Beh, certo, perché se in questo luogo nel fine settimana moltissimi giovani dalla terraferma vengono giustamente, anche legittimamente a trovare un momento di divertimento, è chiaro che aumentando così i potenziali utenti aumentano anche gli spacciatori e questo poi crea anche dei problemi di ordine pubblico tra risse, tra gang, tra bande rivali che si contendono nel mercato dello spaccio.